il discorso politico è che il direttivo regionale, come sempre è stato fatto in Lega, decide sui provvedimenti. Peraltro io vorrei ricordare che io ho espulso in 3 anni 3 persone. Per quanto ci riguarda è una decisione assunta dal direttivo regionale, come è sempre avvenuto nella storia della Lega, con il voto di membri eletti dai militanti. Caso darà chiuso per il segretario regionale della Lega Alberto Stefani, che dalla sede di Noventa Padovana rintuzza punto su punto la conferenza stampa convocata dall'eurodeputato fresco di espulsione e spiega come giuridicamente e politicamente non sia possibile rifondare la Lega Nord perché l'uso del simbolo deve essere autorizzato dal commissario salviniano Igor Iezzi. La Lega si è sempre rinnovata e il rinnovamento non si fa guardando indietro, ma guardando avanti, anche con un cambio generazionale. Io capisco che quando magari non si ha più il potere di prima all'interno di un partito ci possa essere, diciamo, una fase di rabbia o di rancore o di cose di questo tipo. Però c'è anche da dire che la Lega è un partito che ha sempre, se è vero che è un partito che magari ha avuto qualche divisione interna, è anche vero che è un partito che si è sempre rinnovato. E non credo che si possa continuare nel solco di persone che magari hanno avuto dei ruoli importanti, anche con stipendi molto importanti, magari anche con qualche prebenda, qualche vitalizio di mezzo, che possano continuare a pensare che il partito giri intorno a loro. Il riferimento ad Arè è più che esplicito. Il segretario regionale rivendica una lunga militanza nel partito, sono in Lega da quando avevo 15 anni, e sul piatto pone quello che ritiene essere l'ultimo miglio della battaglia per l'autonomia, che a giugno potrebbe essere chiusa alla Camera. Nel frattempo, in Veneto, dalla prossima settimana, la Lega è pronta a presentare i candidati sindaci per le amministrative di giugno. Il dialogo ovviamente con l'alveo naturale è quello del centrodestra, però c'è anche da dire che siamo a marzo e vogliamo presentarci ai nostri elettori perché sentiamo dentro di noi la responsabilità di offrire programmi chiari e persone conosciute, quindi che debbano essere anche conosciute in alcuni casi, davanti alla nostra comunità. Molti candidati già scelti, Rovigo addirittura finale, un civico di centrodestra senza tessere di partito, trattative, le battute finali anche a Bassano. Nel Trevigiano scoppia il caso di Gianluca Posocco, candidato vicino a Gianantonio Darè, che in mattinata ha lanciato la sfida: non appoggerò nessuna lista con Alberto Stefani. È giusto che quando si inizia un percorso con una determinata persona, questo percorso si porti fino in fondo. La Lega ritiene che Gianluca Posocco sia sicuramente un candidato valido, capace, preparato e io l'ho sempre difeso anche appunto in occasione dei tavoli con le altre forze politiche di centrodestra, indipendentemente poi da tutte le altre ragioni. Io mantengo la parola data perché in politica per me funziona così.